what is hiding in that weak and drunken heart. I guess he kissed the girls and made them cry, those heart. Con 504.677 stranieri residenti, il 10,2% della popolazione, il Veneto rimane la terza regione italiana dopo Lombardia e Lazio. I residenti 2010 fanno registrare un più 5% rispetto al 2009, ulteriormente rallentato rispetto all'aumento dell'anno precedente e inferiore alla media italiana, pari al 7,9%, essa pure rallentata. Il Veneto è l'ultima regione per aumento percentuale. Sul totale veneto 253.563 sono donne che per la prima volta sopravanzano, seppur di poco, gli immigrati uomini che si fermano a 251.114. 121.314 sono i minori. Il Veneto qui rimane la seconda regione italiana. Veniamo a Treviso, che con 102.541 stranieri è la nona provincia italiana e seconda in Veneto, dopo Verona. I numeri continuano a crescere, anche se molto più lentamente, per nuovi nati, flussi dall'estero o dall'interno, per ricongiungimenti familiari o per lavoro, o per pratiche di emersione delle collaboratrici familiari. 148 le diverse cittadinanze a Treviso, le prime 4, Romania, Marocco, Albania e Cina, al 48,6%. Aumentano soprattutto Moldavia e Ucraina, cresce anche il Senegal, diminuiscono invece Bosnia e Croazia. Significativa la presenza dei minori a Treviso. La popolazione straniera residente è più giovane di quella italiana, 26,2% di minori rispetto al 16,9%. Alta anche la quota di nati con entrambi i genitori stranieri, 23,7%, oltre un neonato su 5 a Treviso è straniero. Ancora incerto invece il futuro dei profughi africani giunti dalla Libia tra maggio e luglio scorsi. A Treviso sono 34 giovani tra i 20 e i 30 anni accolti dalla Caritas e tutt'oggi residenti nella struttura. In base alle tempistiche di arrivo bisogna fare un distinguo. I primi 14 arrivati a maggio hanno già avuto un'audizione nel CTP di Gorizia per la richiesta di protezione internazionale. I restanti 20 ancora no. Diciamo che attualmente in Veneto su 259 richieste esaminate le commissioni hanno dato 221 dinieghi, quindi ecco un 90% di risposte negative. Come Caritas Tarvisina, come Caritas anche del Triveneto e Caritas Italiana, ci stiamo chiedendo quali strade seguire su questo. Proprio perché ciò che emerge con una certa chiarezza è che a fronte dell'aver accolto queste persone e di aver preteso da loro la richiesta di protezione internazionale per lasciarli sul nostro territorio in maniera regolare, non si è pensato al fatto che non avevano i requisiti per questo, per cui si rischia di aver investito molte energie anche economiche per l'accoglienza e di poi concludere il tutto con un nulla di fatto per lo status giuridico di queste persone, che realmente possono poi anche disperdersi nel territorio in forma irregolare. Il 90% dei dinieghi alla richiesta dello status di protezione internazionale significa che quasi tutti i profughi accolti in questi mesi da Caritas e da alcune amministrazioni comunali rischiano quindi di essere espulsi, rimandati ai loro paesi di origine, Ghana, Congo, Togo, Zaire, o più probabilmente rimanere in territorio italiano come irregolari. Lo scorso 10 ottobre la Conferenza Episcopale Triveneta, le Caritas del Nord-Est e le prefetture di Venezia e Trieste si sono incontrate per discutere l'argomento e la CET ha preparato un documento per sollecitare il governo a dare risposte politiche immediate per dare esito positivo al percorso di inclusione di queste persone e rispettare la loro dignità di uomini. Nel frattempo le Caritas, come è successo finora, cercano di gestire l'emergenza. Una persona, quando ha ricevuto la notifica del diniego, ha 30 giorni per fare ricorso, quindi tempi stretti. Come Caritas stiamo orientando anche a vedere quali sono le possibilità per il ricorso o eventualmente per rimpatri assistiti che possano portare delle progettualità per non lasciare queste persone in balia di un futuro incerto e non definito.